Gabriele Marconi. Gabri, che porti? Ma che c'ha tu, parrucche, cose, tieni il microfono. Ho bisogno di una sedia perché la stanchezza incombe, una certa Sì, età perché pure. si lavora troppo, Sì. capito? No, Dimmi. non sapevo come appoggiare questa roba qua. Raccontami qualcosa con una voce non tua, dai. Con una voce non mia. Io sono imprevedibile. È imprevedibile. Il discorso è che io mi consenta di voglio dire complimentarmi con lei. Grazie, perché lei grazie, è veramente cavaliere. una bellissima donna. Grazie. Vuol venire con me? No. No, guardi, no. No, beh, Non sai, per... Sì, mi dica. io ho fatto non a caso questa voce di Berlusconi perché ho fatto in questi ultimi mesi una trasmissione che si intitolava Gli Sgommati su Sky 1. Ti abbiamo visto, anzi successo, applauso a Gabriele. dando le voci ad alcuni Vieni un pochino più avanti, politici. tesoro. Politici, uno è uno di questi, insomma, e quindi insomma mi ha dato anche soddisfazione, però è importante anche farsi vedere ogni tanto. Sono venuto qui a farmi vedere perché non ci sono solo 1000 voci ma anche 1000 facce, volendo. Guarda, noi siamo curiosi di vedere queste, non 1000 sono tante, No, però magari esagerato. una decina ce le fai vedere. Appunto, visto che c'è la crisi, da 1000 a 10 Insomma è già buono, una bella dai. percentuale, È già una buona insomma, Gabriele Marconi. Vabbè, non mi hai chiesto niente della giacca. No, scusami, perdonami. No, io Aspetta un attimo, sai perché i 40 anni portano, 40 sono, Sì. portano i miei, a vedere un pochino meno, però è vero, è molto carina, spiegami Molto carina, no? il significato. Te lo spiego subito. Molti mi conoscono come comico, comico, imitatore soprattutto. Imitatore, certo. Cerco di far ridere, ecco. Però il mio sogno sarebbe stato quello di fare il giornalista. Davvero? Sì. Diciamo Un po' alla Luca Giurato? Alla Luca Giurato. Luca Giurato, ecco, e basta togliersi la giacca. Eccomi qua, anche perché mi piace stare dentro la notizia, ma non stare dentro una giacca piena di notizie. Gabriele Marconi. Grazie, un saluto, grazie a Stervania. Ogni tanto, scusate, buonasera a tutti. Quanti spettatori che ci sono, buon segno, dico. Comunque, voglio dire che a me fa moltissimo piacere vedere anche Gianni Mazzano assieme. Bravo, io abito vicino a Mazzano Romano. Comunque, vabbè, detto questo, un saluto dal vostro Luca Girato. Vabbè, insomma, si sbaglia lui. Non è che sono tutti così giornalisti, ci stanno pure quelli seri, professionali, tipo Bruno Vespa, che è il classico giornalista che pare che ci gode quando può dare le notizie di disgrazie, di catastrofi, di cataclismi. Non a caso fa una trasmissione per Testimoni di Geova. Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. Tra poco a porta parleremo della nuova riforma sulla casa. Da settembre ci sarà una distinzione tra case maschili e case femminili. Quelle femminili si riconosceranno dalla tettoia. Poi c'è un altro giornalista che su quella falsariga, no? Enrico Mentana. Buonasera da Enrico Mentana, veniamo subito ad una notizia arrivata pochi minuti fa. 10 detenuti sono evasi dal carcere di Rebibbia, l'11° non c'è riuscito solo perché i suoi complici gli avevano detto che doveva aspettare un secondino. Poi tra tanti giornalisti che s'allisciano i politici ce n'è uno invece che s'alliscia i baffi, Maurizio Costanzo. Matera, eccoci qua, Questa sera abbiamo un ospite speciale, un ospite con le palle, mia moglie. Non c'è mia moglie, allora facciamo invece a presentare una donna, Cristiano Malgioglio. Manco Cristiano Malgioglio, e allora chi c'è da? Come mi dicono c'è un giornalista che non te capitte se uomo o donna. Piero Angela, solo servirebbe una tedia, eccola qui questa tedia che proviene dal negozio di Cicciolina, ultimamente ha aperto un negozio di tedie, di poltrone, di divani, tutta roba per sedere. Prego, sigla.
benvenuti nel mondo di Quark. Questa sera avrei voluto parlarvi dei pesci. I pesci con le spine seguono la corrente, gli altri vanno a batterie, ma preferisco invece parlarvi di una specie di animali che quando non volano stanno sempre in mezzo a noi, gli uccelli. Ci sono vari tipi di uccelli maschi e uccelli femmine, ad esempio il fringuello che sente il bisogno della fringuella, il passero che sente il bisogno della passera, la gazza che sente il bisogno del... Vabbè. Si scherza. No, vabbè, io ho cercato un po' di parlare di questi giornalisti. Lo so, qualcuno potrebbe dire, non so, vi siete divertiti fino adesso, voi vi vedo belli, a me fa piacere vedere la gente che ride, perché non è facile di questi tempi. Uno potrebbe anche dire però si potrebbe dare qualcosina di più, no? C'è quella frase famosa che qualcuno ha anche inventato, si può dare di più. Chi è che è stato il primo a inventare si può dare di più questa frase? A parte il ginecologo della mamma di Magalli era proprio. No, però non è stato lui, sono stati 3 cantanti, li conoscete bene, no? Morandi, Ruggeri, Tozzi, che pare siano andati a bere e a mangiare in un ristorante dove si sono mangiati di tutto per come cantano sta canzone ogni volta. Prego, sentiamo un po' la musica. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa ti insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre la via e la tieni con te, o ne segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi dare di più. Salve, sono Antonio Lubrano. A proposito di giornalisti, ma una domanda nasce spontanea. Perché gli sposini per il viaggio di nozze preferiscono recarsi in una zona di mare? Per paura che altrimenti il matrimonio possa andare a monte? La risposta è... non lo so. Salve! Eccolo! Dove? Vieni. Che potrei andare a ruota libera, io immagino. Ah, ma chiamavi noi? Sì, io qualcuno... pensavo fosse l'introduzione alla al prossimo personaggio. No, mi stavo detto di essere abbastanza sintetico, perché poi mi date la parola, veramente non la finisco più. Anche perché faccio parlare tutti i personaggi è un problema. Ci stavamo divertendo moltissimo. Grazie. Con Giovanna lì, vedevamo come dei pazzi, te ne sarai pure accorto. Sì, ma infatti è bello. Mi sembrava vero, dico, ma adesso finisco. No, adesso finisco. Volevo finire prima, ho detto continua. E vabbè. Signore e signori, ci vediamo magari un'altra puntata.